La superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è di fatto un'autostrada lunga 94,5 km che parte da Brendola nel Vicentino con il casello sulla A4 e arriva a Spresiano nel Trevigiano con il casello sulla A27. Attraversa 36 comuni, 22 nel Vicentino e 14 nel Trevigiano. Prevede 16 caselli, 10 nel Vicentino, 6 nel Trevigiano, salvo ulteriori variazioni ancora in corso. La larghezza minima è di circa 31 metri in corrispondenza dei ponti e una larghezza media di circa 85 metri nella gran parte del tracciato. Gli svincoli hanno larghezze variabili tra i 128 metri nel casello del Parco delle Rogge a Bassano del Grappa fino a 260 metri nel casello a Corneto Vicentino. Le tre aree di sosta, una a Mason Vicentino e due ad Altivole nel Trevigiano, sono larghe circa 200 metri. Per capire come siamo arrivati a questa situazione, è doveroso citare alcuni passaggi storici. 23 febbraio 1990. La Regione approva un provvedimento per realizzare una strada locale. Febbraio 1995. La società autostradale Serenissima annuncia la disponibilità a costruire un'autostrada a pedaggio senza oneri per lo Stato. Con la legge finanziaria per il 1999, lo Stato stanzia 600 miliardi di lire, 310 milioni di euro, alla condizione che fosse comunque una strada a servizio del territorio, aperta alla libera percorrenza del traffico locale. Nel 2001 ha luogo a Castelfranco Veneto la conferenza di servizi guidata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Nel 2001, con un semplice protocollo d'intesa tra Galan, Berlusconi e Lunardi, viene proposta una soluzione con un progetto di finanza. Il 23 dicembre 2013 il commissario per l'emergenza del traffico approva una superstrada a pedaggio, costo complessivo 2 miliardi e 258 milioni di euro, dove lo Stato contribuisce con 615 milioni di euro. Inoltre, la Regione Veneto si impegna a versare 29 milioni per 15 anni, con un esborso complessivo di denaro pubblico pari a 1.050 milioni di euro. Elemento fondamentale nell'approvazione di questa superstrada a pagamento che usa ingenti fondi pubblici è la nomina del commissario straordinario, che nel nostro caso è l'ingegner Silvano Vernizzi, che oltre ad approvare i progetti nasconde la convenzione economica ed altri atti inerenti al progetto. Chi ha chiesto la nomina del commissario straordinario è stato Galan. A nominarlo è stato il governo Berlusconi. Mazzaia ha chiesto la sua proroga per ben 5 volte, 2 volte concesse dal governo Berlusconi, 2 volte dal governo Monti e una dal governo Renzi. Renzi, per non essere da meno dei suoi predecessori, l'ha prorogato fino al 31 dicembre 2016. Ma quali sono le motivazioni che giustificano la nomina di un commissario straordinario? Un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini, nonché per la sicurezza stradale. Tanto gli oneri relativi al commissario, al suo gruppo e alle consulenze sono a carico dei cittadini della Regione Veneto. Perché tanta segretezza? Perché nella convenzione c'è scritto quanto costa e chi la paga. Con delibera di giunta regionale del dicembre 2013, Zaia, su proposta dell'ex assessore Renato Chisso, aggiorna la convenzione economica. E qui arrivano le sorprese. Un notevole aumento dei costi. Ora siamo arrivati alla resa dei conti, alla Corte dei Conti. E i protagonisti
della superstrada a pagamento, ognuno per le proprie responsabilità dovrà rispondere ai veneti del maleaffare pedemontana. Altre anomalie della delibera di giunta regionale numero 2260 del 10 dicembre 2013. Perché la giunta Zaia, per un'opera nemmeno assicurata con le minime garanzie bancarie prescritte per legge, ha dato alla ditta privata costruttrice circa 200 milioni a fondo perduto di denaro pubblico? Perché Zaia, con una semplice delibera di giunta, ha autorizzato la ditta che costruisce la SPV a non pagare l'IVA sui 615 milioni, contrariamente a quanto previsto dalla legge ed evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 250 del 7 novembre 2014? Perché Zaia con una delibera cancella le promesse fatte per anni sulla gratuità dei pedaggi ai residenti? Perché Zaia, che rivendica l'autonomia del Veneto, delega poi l'esecuzione della viabilità a un commissario governativo che cancella parti della viabilità locale prevista nel progetto e già compresa nel costo dell'opera? Perché Zaia, oltre ai 615 milioni di denaro pubblico, promette altri 29 milioni per 15 anni a fondo perduto e tutte le spese del commissario e del suo gruppo, oltre alle consulenze e mitigazioni varie e altre opere che dovrebbero invece essere a carico della ditta privata? Sono 16 caselli e 36 comuni, sono 36 comuni attraversati e 2 miliardi e 200 milioni di euro, che però su tutto il tema dei costi finanziari se ne parlava prima, si arriva a 3 miliardi e 100. Questo spiega il perché i politici continuano a chiedere a un commissario che nasconda la verità ai veneti. In questo modo funziona il progetto di finanza del sistema Veneto. Alla domanda posta a Zaia sul consumo del suolo della Pedemontana ha risposto di non conoscere il dato. Presidente, tutte le autostrade che sono in programma, e sono molte, quanti ettari di terreno sottrarranno all'agricoltura, quella che produce cibo? Ma guardi, io non glielo so dire con esattezza perché non ne conosco le misure, non glielo so dire. I dati ve li diamo noi, esclusa la viabilità complementare ovviamente. Sono circa 7 milioni e 600 mila metri quadrati, ai quali si aggiungono gli effetti dell'articolo 38 del piano territoriale regionale, il quale prevede per ogni casello un'area di circa 2 km di raggio, dove la regione potrà decidere, in deroga a quelli che sono i patti comunali, di costruire quello che vorrà: centri commerciali, discariche, zone industriali o inceneritori. Altri 201 milioni di metri quadrati. Un totale di ben 208 milioni di metri quadrati impermeabilizzati, tolti al Veneto e tolti all'agricoltura, che equivalgono più o meno al comune di Treviso e ben 2 comuni di Vicenza messi assieme. Ma il pericolo non sono solo le superfici impermeabilizzate dall'asfalto e dal cemento, lo sono anche i sottopassi e le strutture artificiali previste. 9 nel Vicentino e ben 12 nel Trevigiano. Gravissimo è il pericolo dei muri interrati che devono sostenere sottopassi e solai. Funzionano come delle vere e proprie dighe che bloccano l'acqua, alcune delle quali arrivano fino a ben 24 metri di profondità. Questi veri e propri muri intercettano le falde che arrivano dai 7 ai 20 metri di profondità e in caso di piogge continuate non possono far altro che aggravare le situazioni di allagamento che già oggi le cronache ci raccontano. Sin dall'inizio sono state moltissime le carenze progettuali di questa strada. Molte di queste sono state fatte notare al commissario, come la presenza di migliaia di pozzetti perdenti
che scaricano direttamente in falda l'acqua inquinata della SPV. Solo dopo queste osservazioni i tecnici hanno previsto il trattamento delle acque inquinanti, ma solamente per i primi 20 minuti, dopodiché tutto il resto finirà in falda. Questo è un indice di scarsa valutazione nella progettazione. Vi sono zone nel Vicentino, ma soprattutto nel Trevigiano, dove arriviamo anche a 9 km, totalmente esenti dalla valutazione di impatto ambientale. Nel settembre 2007, il giorno dell'apertura delle buste per l'aggiudicazione della gara, emergono i contendenti. Da una parte la società pedemontana SPA, dove vi è Mantovani di Baita, dall'altra parte la SIS. La SIS farà l'offerta migliore, ma la Giunta Galan affiderà comunque i lavori alla pedemontana SPA, dove spicca il nome di Baita, dell'impresa Mantovani. Dopo 2 anni di liti, la Giunta Galan dovrà ritirare l'incarico al gruppo Mantovani e affidarlo alla SIS. I lavori furono ufficialmente consegnati da Zaia e Chisso il 10 novembre 2011 a Romano De Zelino. In quel tratto il progetto esecutivo non era ancora approvato. Anche la data, il 10 novembre 2011, non è casuale, perché qualche giorno dopo c'era l'udienza al Tarlazio. Fu forse una sfida? Infatti il commissario e l'impresa esecutrice, nonostante che le sentenze abbiano dichiarato illegittima l'emergenza e fuorilegge il commissario, hanno continuato i lavori. Ma anche se Zaia in un secondo tempo fece sospendere l'efficacia delle sentenze in Consiglio di Stato, seguirono altri ricorsi. Non è tutto, anche la magistratura ci mette del suo e chiede specialmente al commissario, alla regione, alla ditta esecutrice informazioni in merito al sistema di finanziamenti, alla cessione gratuita di strade pubbliche, informazioni in merito al traffico, informazioni sulle garanzie bancarie, sull'iter d'approvazione, notizie in merito all'emergenza, sulla defiscalizzazione della pedemontana. Si chiede infatti a Zaia con quali riferimenti normativi abbia autorizzato la ditta privata a non pagare l'IVA. Un'autostrada di falsità, falsi dati del traffico, pesantemente alterati rispetto alle realtà per giustificare l'opera. False documentazioni presentate da chi vuole la superstrada per dimostrare che chi si oppone non ha titolo a farlo. Dichiarano persino che alcune proprietà non sono più interferite dalla superstrada, quando solo qualche giorno prima li avevano privati dei loro terreni con la forza. E questo in seguito a un decreto d'occupazione d'urgenza emesso da un commissario fuori legge per l'ormai nota falsa emergenza. False le dichiarazioni politiche. Dicevano che dovevano rilanciare la nostra economia, valorizzare il nostro paesaggio, far conoscere la nostra cultura. Invece questa pedemontana distrugge le nostre aziende, con i campi di grano ormai pronti alla mietitura, simbolo del pane e del nostro lavoro, calpestati dai cingolati delle ruspe. Caro Zaia, il grano si raccoglie con la mietitrebbia, non con le ruspe. Il nostro Papa Francesco ci invita a lottare contro la corruzione e a non lasciarci rubare la speranza. Non dobbiamo lasciarci vincere dall'arroganza di chi vuole costruire questa pedemontana. È un dovere di tutti cambiare il sistema che ci ha portato a questo. Ricordo un poeta veneto, Andrea Zanzotto, nato a Pieve di Soligo, nel Trevigiano. Un giorno, ritirando un premio alla cultura, così disse: «L'orrore che ho provato per i campi di sterminio, quell'orrore lo provo ora per lo sterminio dei campi». Oggi siamo qui per dire basta a questo sistema delinquenziale che, come abbiamo visto in questo video, ci ha portato in questa situazione, a questo scempio di denaro pubblico, di imprenditoria, di socialità e di territorio. Noi dobbiamo dire basta cambiando alla radice tutta la classe dirigente, tutta la classe politica, da destra a sinistra, perché purtroppo abbiamo visto sono tutti coinvolti nello stesso modo. Per questo noi oggi siamo qui per portare onestà e trasparenza all'interno delle istituzioni,
Per questo, in maniera concreta, noi portiamo un pacchetto anticorruzione per impedire che si ripetano mai più situazioni come questa della Pedemontana e come per esempio il Mose. Dobbiamo dare un modello alternativo al Veneto, non di cemento, autostrade, di milioni di metri quadri di terreno che vengono mangiati, ma un modello di trasporti basato non più solo e unicamente sulla gomma e sul cemento, ma basato su un trasporto ferroviario capillare, integrato con la bicicletta per spostarci capillarmente ovunque sul territorio, pensare a quel 50% di veneti, i pendolari che si spostano nel nostro fantastico e bellissimo paesaggio. Questo va tutelato, questo va conservato, è la nostra ricchezza, è il turismo, è la biodiversità, è l'agricoltura. Solo così, riprendendoci con onestà e trasparenza le istituzioni, potremo salvare famiglia, imprese e territorio.